Quest'anno il Calciopadova ha ottenuto dei grandi risultati, come hai detto già giustamente tu, ma l'Under 14 ha ottenuto il titolo nazionale quest'anno per il secondo anno dopo il 2023, quindi è stato veramente un trionfo da parte di questa squadra che ha perso solo una volta nell'arco di tutta la stagione, quindi era giusto oggi celebrare non solo l'Under 14 ma l'intero settore giovanile del calcio Padova che sta sfornando dei giocatori che stanno dando degli ottimi risultati nelle massime serie. Poi investire sui giovani è un aspetto fondamentale sia dal punto di vista sociale, sportivo, ma anche culturale e comportamentale. Abbiamo visto questi giovani sono dei ragazzi ottimi che poi si comportano benissimo in tutte le situazioni. Come amo sempre ripetere, dietro ogni successo di una squadra giovanile, dietro ogni giocatore che riusciamo a portare nella nostra prima squadra, ma comunque in ambito professionistico, c'è tanto lavoro dietro, non c'è dubbio, è una catena dico io, non è il merito di una persona sola, ma è il merito di tante persone che quotidianamente lavorano in campo con grande determinazione, con grande impegno, con grandissima passione, ma soprattutto anche con grandissima competenza, perché assolutamente bisogna cercare di dare ai nostri ragazzi tutti gli strumenti necessari per poter ambire a dei traguardi importanti. Quindi ribadisco, dietro ogni squadra che raggiunge il successo c'è il lavoro veramente di tanti allenatori, di tanti accompagnatori, tanti fisioterapisti, tanti collaboratori e a noi responsabili spetta il compito di coordinare tutta questa gente che lavora, ribadisco, con grandissimo impegno nel nostro, mi permetto di dire, glorioso e storico settore giovanile. Al di là degli aspetti tecnici, qual è il segreto di questo gruppo vincente? Il segreto è che il gruppo è molto unito, ha manifestato in tantissime occasioni di voler conseguire un obiettivo comune con grande tenacia e anche con qualche sacrificio. Quindi hanno capito che attraverso il lavoro e la condivisione si possono raggiungere degli obiettivi importanti. Lei ha sottolineato non solo l'aspetto tecnico, ma anche l'aspetto umano e di comportamento che poi promuove, dà al Calcio Padova un'immagine positiva in giro per l'Italia. Sì, noi siamo questi come Calcio Padova, vogliamo essere questi come persone sia dentro al campo che fuori, quindi vogliamo dare non solo un'immagine ma vogliamo dare concretezza a quelli che siamo. Siamo dei ragazzi, siamo degli uomini in divenire che è importante che crescano con dei valori importanti che sono quelli dell'onestà, della trasparenza, del sostegno, del confronto. Ecco, queste sono cose assolutamente importanti anche per la vita di tutti i giorni. In due parole, cosa pensa di aver dato lei a questo gruppo? Ma io credo di avergli fatto capire un pochettino quelle che sono le cose importanti oltre al calcio e che il calcio è uno strumento per crescere, diventare uomini, diventare gruppo e anche a livello tecnico ovviamente abbiamo migliorato diversi aspetti e abbiamo appreso dei principi importanti che si porteranno sicuramente avanti anche nelle categorie superiori.